il progetto, il sogno della Democrazia Cristiana, che è stato inizialmente solo di Totò, alla fine in questa regione è diventato il sogno, il progetto reale fatto da tanti cittadini, amministratori, consiglieri comunali, deputati regionali presenti nelle istituzioni, che nella terra di Sicilia ha fatto valere e fa valere il proprio ruolo politico all'interno delle istituzioni. Diciamocelo chiaramente, rispetto a un'espansione di un partito che nel territorio della Sicilia oggi ha un ruolo assolutamente centrale, ma fatto da rapporti, fatto da una capacità di rappresentare davvero il territorio, c'è stata la difficoltà, una difficoltà di agibilità politica data dal fatto che le leggi elettorali non consentivano all'ADC di potersi presentare con il proprio simbolo, con i propri uomini, perché la partita che Totò voleva fare, al di là del raggiungimento del 4%, era quella di dire: io voglio candidare tutta la classe dirigente regionale dell'ADC siciliana, dell'ADC nazionale, perché il progetto dell'ADC che in Sicilia è rinato anche nel resto del paese trova una sua rispondenza, e quindi voleva essere una battaglia, una prova in questo senso, che però una legge elettorale non ha consentito di poter fare autonomamente. Ma tutto questo grande sogno, che oggi questa grande realtà, è indubbio che è dovuta al lavoro, al sacrificio, alla fatica che ognuno di voi ha messo in questi anni in questo progetto, nei propri territori, nelle proprie città, nei propri comuni. E la difficoltà che c'è stata successivamente è stata data dal fatto che chiaramente i partiti nazionali non gradivano il fatto che questa grande realtà siciliana superasse lo stretto di Messina. E allora questo è stato il problema vero, quello di non consentire di potersi esprimere elettoralmente a una forza politica elettorale che è presente fortemente nel territorio. Oggi il punto in cui arriviamo nell'alleanza con noi moderati è l'alleanza naturale di un progetto politico, di un filo comune, di una storia, di radici, di un percorso politico che deve vedere, oltre che la Sicilia, anche il resto del paese in un processo di federazione, in un processo di riaggregazione di tutta l'area moderata. In questa partita, la partita che giochiamo con Massimo Dell'Utri è la partita di ognuno di noi, dentro un progetto di riaggregazione dell'area moderata e dentro un progetto in cui finalmente, nuovamente, il centro possa avere un suo ruolo. Grazie.